Dopo i 4 cortei siciliani di 2 giorni fa, gli amministratori comunali sono pronti ad alzare il tiro, promuovendo una mobilitazione a livello nazionale, puntando sulle sedi istituzionali che hanno maggiori competenze in materia di politiche agricole. È quanto è emerso a Gela dopo un incontro avuto alla presenza di alcuni sindaci e assessori della Sicilia centro-meridionale. Insieme si vuole pianificare le prossime azioni a sostegno del comparto agricolo. Il sindaco di Gela ha proposto di portare davanti alle sedi istituzionali dei carichi di ortofrutta e distribuirli alla gente per sensibilizzare sulla decadenza economica di prodotti d'eccellenza. A breve i sindaci siciliani incontreranno esponenti del Ministero alle politiche agricole e dell'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. In quest'ultimo caso si vogliono conoscere i contenuti della dichiarazione dello stato di crisi in fase di deliberazione. Sostegno sarà chiesto anche all'Anci Sicilia per promuovere l'agroalimentare isolano. Un'azione sarà condotta inoltre nei confronti della grande distribuzione tra le attività, soprattutto turistiche, che consumano ortofrutta. Un nuovo incontro tra gli amministratori locali si terrà già la prossima settimana a Vittoria.